Dimezzate le morti sul lavoro nel territorio vicentino, 10 nel 2023 a fronte delle 19 dell'anno precedente. Diminuiscono anche gli infortuni sul lavoro dagli oltre 16.000 del 2022 ai 13.457 dell'anno appena trascorso, dati che emergono dal bilancio 2023 dell'attività condotta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Ogni decesso sul luogo di lavoro è un segnale negativo di civiltà, quindi noi ci dobbiamo impegnare per non abbassare la guardia, continuare. È vero che probabilmente il percorso intrapreso qui a Vicenza è positivo. Alta l'attenzione sui fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro nero anche attraverso specifiche e mirate campagne. Nel 2023 i militari hanno controllato 136 attività, dall'edilizia alle attività di alloggio e ristorazione al manifatturiero. In totale sono stati verificati 439 lavoratori, di cui 43 risultati in nero e 7 irregolari sul territorio nazionale. Nel complesso le persone deferite a seguito dei controlli sono state 130, di cui 10 per caporalato. In termini di sicurezza sul lavoro, tra le violazioni maggiormente riscontrate quelle riconducibili al rischio di caduta dall'alto, ma anche alla mancanza di formazione del personale. Sono state contestate sanzioni penali per oltre 500.000 euro. Attività di controllo che in particolare sui cantieri che interesseranno il territorio vicentino saranno potenziate anche nel 2024. Nei cantieri di lavoro sappiamo che molto spesso, oltre a irregolarità collegate alle normative sulla sicurezza, si annidano anche altre problematiche. Vedi un po' ditte che indesiderate all'interno dei cantieri, e quindi questa azione ci contraddistingue proprio perché in termini preventivi noi affrontiamo un po' tutte le tematiche che costituiscono fattori di illegalità.